Intant Giude Maccabeo e suo frate Ionate a passare il Giordan e a marciare per 3 giorni dal deserto. Si intivarin tai Nebateos, che ur vinirin inquintri di amis, e ur contarin duttis lis vittis dai lor fradis tetiere di Galat, e che un grun di lor aierin sidiats in Bozre, in Bozor, in Aleme, in Casfo, in Machet e in Carnain, e che duttis chesti citas aierin rinfuarciadis e grandis. Antiere anche di chei aierin sierats in che satris citats di Galat, e a contavin, pedì dopo, aliere stabilì di daur l'assalto alle fortecis, di entrà dentri e di fiscà tu ne sole di tutte cheste int. Allora Giude, con i soschiris, al tornare in daur dal momento, per strade dal desert, vies Bozre, al chiappà la città e al passà ogni fi maschio a fil di spade, ur portà via tutte la lor robe, e de fug alla città. Vie pegnot al partì di lì, e a marciare fin tremai alla fortecce. Sul cricchedì alciarin i voi, e v'è un furmiar di int che non si rivava neanche a contaio, con schialis e con macchinis, che stavi per rientrare fortecce, e già attaccarin che aierin sidiats dentri. Giude, viodint che la battaglia era già scomenzata, e che i berlis de citat arrivavin fin al cil, pal sonor de strombis e pes ciuladis de int, ur disea ai soldats, battesi voi pai vostris fradis. Ur plombarin par daur, dividuts in 3 schiris, a sunarin li trombis e a berlarin preant. Tal esercito di Timoteo si sparnigia la voce cagliere il Maccabeo, e denanti lui le tovarin, urmolà une buine scopole, e arrestarin muarts in che di un vot mil di lor. Po al plea su alim, i de la salt e le chiappà, al copà duc i maschios, al rafà dut e de fuc. Al giavà il campament di lì e al chiappà Casfo, Machet e Bozor, e che atris citats di Galat. Dopo di che faz, Timoteo al paradonge un altri esercit e si campà in faccia di Raffon, di là dal Rio. Giude al mandà esplorare il campamento e contari. Si son das donge con lui, duc i forest covin attordinò, a son un esercito di fapore. E han clamato di complemento anche gli arabos paiantiu, e son campats di là dal Rio, e a son pronts affrontati. Giude ur le inquintri. Timoteo ur disea ai comandanti dal suo esercito, intanto che Giude e suo esercito si svicinavano al Rio. Sal passarà lui par prin quintri di no, non podarin tigni teste, perché sarà masse fuar per no. Se invece al varapore e si camperà di là dal flum, o passarin no di là e lo vincerin. Quanche Giude arriva ad or dal Rio, al mettei scritturic dal popol di lun fur da laghe, e orde che stordi. Non stai a permetti di nessun di restare fer lì, ma che duc a ledin a combatti. Al passar per prim quintri dai nemis, e tutto il popolo da ur di loro. I paian sa forin battuts denan di lui, a buttarin lis armis e a sciamparin tal templi di Carnain, a chiapparin la città e derin fuc al templi, condut c'è cagliere dentri. Così Carnain e fo chiappade, e non podè plui tigni dur denan di Giude. Giude acclamà donge duc israelits che erin tetiere di Galat,
dal più piccolo al più grande, con le femmines e coi frutti e con la roba. Una carovana che non finiva altri, parlando giudei. Arrivarono a Efron, città grande e tanto forte, che era sulla loro strada e che non potevano sciuvare di nessuna bande e cascunivano passare per rienfri. La indecità turveva insierato il passaggio, ingrumant clapons da des quartis. Giuda ormandà dia buinis, o passarin petottiere dome par tornate nestre, nissun no us fasarà male gracis, co passarin dome apid, ma no volerin viergi. Allora Giuda al fase dall'ordine alla truppe che ogni dun si campas la cagliere. Ions de truppe si postari e derin l'assalto alla città perdute che giornate e perdute la notte e la città scugnì rindisi. Giuda al passare fil di spade duc i maschios, le svinidri di fonde fur, arrafadut c'è calchiatà e al traversare la città passando sui cadaveri. Poi a schiavacciare il Giordan verso la grande planure, in faccia di Beisan. Giuda al pocave che restava in daur e udave spirit alla in di lung fur dal viaggio, fin che arrivarono te Giudee. All'erin sulla mon di Sion, plens di ligria in gionde, e a offririn olocausti, perché che avevi in vuda la fortuna di tornare in daur, senza perdi neanche un uomo. Tai dis che Giuda e Gionate aierin tetiere di Galad e Simon lor fradi in Galilea, ripet di Tolemaide, Iosef, figlio di Zaccarie e Azarie, comandanti dall'esercito, a venire a sapere dai loro sfrandors, ed è uere che avevi infatte, e a diserin, fasinsi onore anche no, e anin a combatti quintri dai fresci che nus cerclin. Urderin ordine ai soldati che erin con loro e a partirin per Jamnie. Ma Gordia salta fur de città, cui 6 oms quintri di loro per frontaio. Iosef e Azaria forin battuti, e urcoerin da ur fin tetiere di Giudee, e in che di arrestarin sul terreno 2000 oms dal popolo di Israele. I tocchià queste grandi scopole al popolo, perché che non avevano voluto ascoltare Giuda e i suoi fradis, pensando di fare chissà cerobonis. Ma loro non era in modo di giernassi di che indi valor, che midian de lor mans e era arrivata la salvezza in Israele. Il valoros Giuda e i suoi fradis si faserin sempre più onor denandi tutti Israele e denandi tutti i popoli là che si sentiva avendo in mente il loro nome, che di fatto le vindogne par faur plait. Giuda agli si anche mo quei 6 fradis, par combatti quintri dai figli di Esau tetiere a misdì e al battè Hebron coi 6 contors, a sdrumar li sos fuarteccis e al brusar li sos torressis. Poi agli aval campamento parlate tiere dai filisteos e al passà par marese. In che dia colari in battae anche un pos di predis, che erin seneos di quistasi cui sacce glorie, e che erin lazza combatti senza pel di prudenze. Giuda al plea su Asdod, tiere dai filisteos, a sdrumà i lor altars, al brusà li statuis dai lor dius, al fiscal la lor città e al tornà in Giudea.